La volontà di fare la 70ª edizione della Torta dei Fieschi c'è, così come l'impegno di pagare le spese per la sua realizzazione. A dirlo stamattina il commissario di Lavagna, Marco Serra, contattato telefonicamente al suo arrivo in comune. L'importo, spiega, sarà lo stesso dello scorso anno e, aggiunge, abbiamo già avviato le procedure per attivare i diversi passaggi burocratici. È una risposta chiara quella di Serra, che sembra spegnere le preoccupazioni che circolano a Lavagna in queste ore. Una volta preso, va avanti il commissario, l'impegno economico sarà mantenuto. I timori della gente, come è noto, sono rivolti alla possibilità del dissesto economico nel quale potrebbe finire il comune. In questo senso le pagine aperte sono due: l'istruttoria in corso alla Corte dei Conti, il cui giudizio potrebbe arrivare a giorni, e la sentenza sul porto cittadino, una causa da oltre 13 milioni di euro attesa per settembre. Entrambi sono scogli che potrebbero decretare il default. Ma per far comprendere i timori dei lavagnesi occorre spiegare cosa significa la Torta dei Fieschi per le casse del comune e per quelle dei sestieri. La manifestazione costa in tutto 50.000 euro. Tra i due enti c'è una convenzione secondo la quale è il comune a sopperire alla spesa. Palazzo Franzoni paga il palco, l'onere più elevato, l'appalto alla ditta, quest'anno proveniente da Genova, i collaudi, la sicurezza e così via. I sestieri pagano la torta e altri servizi come energia elettrica, i servizi igienici, l'affitto dei cavalli, i gruppi ospiti, la corona in centropiazza, eccetera. Ora, molti di questi aspetti sono già stati avviati, sottolinea la priore reggente Raffaella Albino, ad esempio novità di quest'anno l'annullo postale per il 70° della manifestazione. Ecco dunque il perché dei timori. Con un ipotetico default del comune, come si copriranno tutte le fatture che i sestieri stanno anticipando? Come si può garantire un pagamento che avverrà a posteriori? I sestieri pensano di chiedere ai tre commissari di anticipare da quest'anno i soldi per la torta. Questo anche se il commissario Serra assicura l'impegno economico per il 2018.